felice. Grazie ad Alberto A voi, Angela. a dopo. E allora, a dopo. Adesso, vigilia di concertone a Piazza San Giovanni a Roma tra prove degli artisti ed ultimi preparativi. Per noi c'era Leonardo Metalli. Giornata intensa di prove, al lavoro per la pace. Tutti i musicisti si mobilitano per questi due temi. Primo maggio, naturalmente il lavoro. Altro tema, la guerra. Tutti mobilitati per la pace. Il concerto del 1° maggio a San Giovanni ha una responsabilità che passa attraverso gli artisti in pochi concetti. Riccardo Cocciante, Enrico Ruggeri, la rappresentante di lista, Marco Mengoni, Max Pezzali e tanti altri hanno questo compito. Al lavoro per la pace è il vostro mestiere? Assolutamente sì, dopo Bologna torniamo su un palco importante come quello di Roma, di Piazza San Giovanni, per dire un fortissimo no alla guerra. Ma non solo, ci piace pensare che questo palcoscenico ovviamente accolga moltissimi altri temi e che questi temi si tengano stretti per mano. Sai benissimo che sto tremando, non c'è freddo e sono vittima. Al lavoro per la pace è un tema che unisce due cose importanti. Sì, sono due temi connessi strettamente, perché senza la pace non c'è la serenità per organizzare il lavoro. Si chiama Rove, ha 21 anni, è il nuovo fenomeno del rap italiano. La canzone Shakerando è...